Assolutamente. Sartor. Ma io credo che per recuperare l'evasione in Italia forse potrebbe funzionare la delazione con provvigione come negli Stati Uniti, perché purtroppo noi siamo abituati a non prenderci mai le responsabilità, colpiamo, sì, parliamo, se però non mettiamo la faccia. Probabilmente questo sarebbe anche un buon sistema per recuperare tasse. Per quanto riguarda il precedente ospite, io concordo molto con quello che ha detto, perché sicuramente tra regione e provincia un livello è di troppo, quindi o pensare delle macro province eliminando le regioni, oppure conservando le regioni ed eliminare le province. Sicuramente la revisione dei comuni, perlomeno al di sopra, accorparli fino al di sopra dei 15.000 abitanti, almeno non dico 20.000, ma almeno 15, è una cosa fattibile, ma ci vuole la volontà politica di farlo. Purtroppo, ripeto, questo Parlamento è manovrato da 7-8 segretari di partito, perché gli altri sono solo un corollario, gli altri 1.000 che sono lì solo a schiacciare sì o no se il capo lo dice. Finché non ci restituiranno la possibilità di esprimere delle preferenze, finché i partiti non avranno personalità giuridica, i bilanci saranno controllati e sarà imposta la democrazia interna, perché non mi risulta che ci siano votazioni. Ormai una volta forse si votava o c'era una parvenza di voto, adesso praticamente sono delle strutture dittatoriali dove chi vuole entrare a fare politica viene espulso se non ragiona con la logica del branco. Assolutamente, grazie Sartor. È un po' una provocazione, Pipitone, ma non è che questa a un certo punto forse è c'è una serie di mosse, vuoi le ripensioni, vuoi queste le batoste fiscali che non sono reggibili. Tra 2 anni siamo tutti in ginocchio, i cittadini normali sono in ginocchio, la riforma del lavoro con queste uscite stravolgenti, false addirittura, perché poi scopriamo che i figli delle 2 ministre sono sotto casa con posti fissi. 38 anni, esatto, professori già... Servono soltanto per superare l'impasse e poi poi tutto lo rimettiamo come prima. Torna il governo politico che risistema pian pianino tutto. Non potrebbe essere anche una cosa del genere, perché sono talmente provvedimenti insostenibili nel lungo periodo, alla luce anche di studi di economisti, professori universitari. Devo dire che come Italia dei Valori abbiamo sempre detto che si poteva ottenere lo stesso risultato economico facendo altre cose. Tagliare gli F-35, mettere una piccola patrimoniale per i redditi alti, mettere le tasse a chi ha i soldi svizzeri, cioè, ci sono tante di quelle cose. Ma una volta che sono presi questi provvedimenti, che si stanno prendendo, non potrebbe essere delle buttate. Io non penso che su alcune cose sia possibile tornare indietro, cioè come quando tu pieghi il metallo, farlo ritornare come prima, uguale, è impossibile. Secondo me, se tornerà, come io spero, a breve un governo politico, probabilmente si farà ormai fra 1 anno e mezzo, quando scadrà la legislatura, e ci sarà un governo reale politico scelto dai cittadini, io penso che bisognerà mettere mano all'equità, ma l'equità significa anche quello che abbiamo detto prima. Assolutamente. Cioè, quindi tutelare le aziende che lavorano onestamente, far pagare meno tasse. Infatti l'esordio di Monti lascia molto perplessi, perché certo, di equità... perché Monti cosa sta facendo? È come diceva lei sostanzialmente, adesso noi non ci rendiamo ancora conto